Mi chiamo Cristiano Pavarin, ho 44 anni e sono residente a Rovigo. Sono il marito di Luana e abbiamo due bambini, Marta e Pietro. Sono un dipendente dell'azienda ospedaliera di Padova dove mi occupo di prevenzione e sicurezza. Sono un operatore tecnico specializzato esperto. Da molti anni sono iscritto nel Partito della Rifondazione Comunista, dove ho ricoperto ruoli prevalentemente occupandomi di politiche sociali. Sono stato componente della maggioranza che ha governato questa città nel ruolo di consigliere comunale nella Giunta Melchiorri dal 2006 al 2011. Ora attualmente sono candidato per la lista Rivoluzione Civile che candida come premier il dottor Ingroia. Occupo la 15ª posizione nelle liste del Senato. Credo che il nostro Polesine abbia una sua caratteristica sociale che nessuno mai evidenzia. La nostra provincia è una tra le province con un alto indice di anzianità, uno dei più alti d'Europa. Io credo che investire in questo senso, investire per produrre, per fare una rete dell'assistenza, non sia solo la possibilità di affrontare questa gravissima problematica, ma sia anche una grande possibilità di lavoro nel nostro territorio. Io credo che l'Italia abbia un gran bisogno di dare risorse, di mettere in tasca risorse, denaro a chi non ha una fonte di reddito. Io credo che una risposta immediata possa essere il reddito minimo di cittadinanza, che lo si finanzia attraverso una politica di ricerca delle risorse. Le risorse vanno ritrovate attraverso una tassa patrimoniale di scopo sui grandi patrimoni, attraverso la riduzione drastica delle spese per le grandi opere inutili come la TAV, come il ponte sullo Stretto, una grande lotta vera alla macroevasione fiscale ed un blocco, uno stop alle pensioni d'oro. Io non me la sento assolutamente di fare promesse, ma sono certo di una cosa: chiunque di noi sarà eletto nelle liste di rivoluzione civile farà di tutto per invertire quella che è stata la rotta di questi anni, dove il taglio alle politiche sociali rappresenta un vero dramma per milioni di famiglie italiane. Io credo che assolutamente bisogna invertire questa rotta, bisogna andare a prendere le risorse laddove ci sono, bisogna andare a prendere le risorse laddove in questi anni sono andate. La ricchezza prodotta in Italia ha prodotto appunto della ricchezza che adesso deve essere redistribuita attraverso anche la vera equità sociale.